l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema, Movie Time, con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is bad. Oh my God, I feel so bored. I'm starting to realize that all the boys that I find are all trouble. I told my mother, she said, girl, get your glass full. So I did, and I saw you. I saw it gleaming across the scene, across the room. It's all in you. I need the meaning when I see it all in you. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is bad. Hallelujah, it's nice to know you. It's so peculiar how you come and change my mind. I fall head first, I hope it doesn't hurt. What's your preference? 'Cause I know mine, and it's you. Foolish of me to say these things, but I want to. I know it's all in you. Don't need a reason when I see it all in you. Love is bad. Love is bad. For a moment there it goes, turn around, next thing you know, love is bad. Might be foolish or out my mind, must have said it 1,000 times. Can't be lying if I see it true. I know who when I look at you. Might be too young to realize if there's a mountain I should have climbed it. Love is bad. Love is bad.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda Gli Scorretti, un antidoto al luogo comunismo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo un po' in ritardo per problemi tecnici di regia stamattina, ma ci siamo comunque con un'altra puntata degli Scorretti e soprattutto con Carlo Cambi, che ringrazio, che saluto. Buongiorno Carlo, grazie per essere qua. Ciao, secondo me siamo come i treni di Matteo Salvini, ci fanno gli attentati. Ci fanno gli attentati, no? Questo è tutto tracciato comunque, è tutto spiegabile. Non c'è un uomo misterioso che getta le catene sui carri. Tu dici, meglio essere prudenti. Non si sa mai. Meglio essere prudenti. Allora Carlo, di questa puntata degli Scorretti, in questa puntata degli Scorretti, partiamo direi senz'altro dagli Stati Uniti, ovviamente, no? Certo. C'è un diluvio di parole, di commenti, di cose. Vogliamo... Ti è scattato il braccio anche a te. Ma non sapevo che tu fossi autistico. Ma tu ti rendi conto? Non sapevo che tu fossi autistico, Carlo. Ma tu ti rendi conto del livello a cui siamo arrivati? Cioè, questi sono... Quanti sono ore di trasmissioni che discutono sul braccio di un pazzo scatenato geniale, esamiliardario sul fascismo. Che poi è uno che si diverte un sacco, secondo me, anche tra le altre cose. Come il codice Murricci, si fa sostanze pesanti. Ma qualcuno gli spiega a questi che senza i militari sudafricani e senza le truppe della Quinta Armata, Benito era ancora sul Pincio a farsi l'aperitivo? C'è qualcuno che glielo spiega? No, non so, cioè, io mi accontenterei, cioè, guarda, veramente, io mi accontenterei che a un certo punto su una rete Rai spuntasse non Nausas, che voglio dire, tra l'altro credo scrivesse come il mio ex direttore Scalfari sui giornali della gioventù fascista, ma mi accontenterei che spuntasse uno e dicesse basta. Ora vi raccontiamo la vera storia della liberazione italiana. I partigiani erano 150.000. I nazisti presenti in Italia erano un paio di milioni. Se non questi non sbarcano ad Anzio, siamo ancora lì con l'Orbace in testa. E aveva ragione Churchill, quando a Yalta dice ieri c'erano 45 milioni di italiani fascisti, oggi ci sono 45 milioni di italiani antifascisti, non mi risulta che in Italia ci siano 90 milioni di persone. Basta, per favore, basta. Ok? Anche perché così facendo non capiamo nulla di quello che succede nel mondo. Scusa, ma... No, vabbè, questa andava fatta questa precisazione perché insomma abbiamo sentito fiumi di parole su sta roba qua, su questo gesto. Sì, ma di idiozie, cioè vabbè, lasciamo perdere. Allora andiamo al dunque. L'altra che dice idiozie se sui pedali è la von der Leyen. Cioè è inaccettabile. Allora, voglio dire, non c'è un commentatore che dice lei, caro Trump, ricordati che noi possiamo guardare anche altrove. Ma se sei dentro l'Alleanza Atlantica, ma se mi stai impoverendo da 2 anni e mezzo perché devo sostenere Zelensky in scuole per l'altro, stamattina ha rampognato gli europei dicendo oh svegliatevi perché dovete fare almeno come gli americani perché noi ne la facciamo più, e tu mi racconti
mi stai dicendo che possiamo fare anche alleanze con altri, con chi? Con i cinesi? Cioè noi siamo in Ucraina a sacrificare le nostre economie, a forse mobilitare i nostri soldati perché ce l'abbiamo con Putin, un autocrata, tutto quello che volete, e poi però noi guardiamo ad altri scenari economici. Gli altri scenari economici, cara von der Leyen, te lo dico giusto perché tu lo sappia, escluso Stati Uniti d'America e Europa con la democrazia e geometria variabile, visto che quando gli elettori votano come non vi piace, tipo Romania, o come potrebbe succedere in Germania, annullate le elezioni, ma lasciamo perdere. La democrazia è finita lì, Cioè sì, c'è l'Argentina, che non gli piace alla von der Leyen. Cioè è finita lì. Nel resto del mondo, democrazie importanti ce ne sono. Quando vi raccontano che l'India è una democrazia, vi raccontano male. L'India è 1,5 miliardi di persone che votano su 200 milioni, la casta di quelli ricchi. Cioè, di cosa stiamo parlando, von der Leyen? La verità vera è che l'Europa è una costruzione burocratica fatta ad esclusivo vantaggio della Germania e della Francia, che si sta sgretolando, perché all'interno di se stessa ha delle contraddizioni enormi, per esempio i paradisi fiscali, per esempio il fatto che c'è un paese come la Germania che da 20 anni mette dazi praticamente sul resto d'Europa perché tiene inchiodate le economie grazie al patto di stabilità e esporta quanto gli pare, e ha esportato quanto gli è parso, perché l'Europa con l'euro ha costretto le economie più dinamiche a inchiodarsi. E quando sento la gente che dice in Italia ci sono i bassi salari, vi vorrei fare osservare ai signori euro entusiasti che se tu rendi fisso il cambio, l'unico modo che hai per svalutare è svalutare i salari. Ed è il motivo per cui noi da 25 anni continuiamo a perdere potere d'acquisto, abbiamo una popolazione sempre più povera e siamo un paese che ha fortissima propensione di esportazione ma a bassissima domanda interna. Siamo un paese che ha degli investimenti a zero. Allora, di cosa stiamo parlando? Osservavo prima, e poi mi taccio, sì, che il compagno Trump, senza colpo ferire, ha messo 500 miliardi di dollari, appena arrivato, 500 miliardi di dollari sul progetto Starlink per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Noi, se va bene, in Europa, ci abbiamo messo 50 miliardi con un progetto a 12 anni. Von der Leyen, con chi te la vuoi pigliare? Con Trump? O con la marea di leggi, regolamenti, burocrazie che avete costruito a Bruxelles fregandovene della popolazione europea? E poi faccio osservare un'altra cosa. Gli Stati Uniti d'America hanno un grande vantaggio, che se tu sei un povero disgraziato dell'Ohio e si trasferisce in Virginia, parli la stessa lingua, hai la stessa legge, hai in tasca lo stesso passaporto ed obbedisci alle stesse leggi fiscali. Se ti sei un disoccupato di Caltanissetta e vuoi andare a lavorare a Düsseldorf, non capisci manco che cosa ti offrono. Devi fare 87 passaggi burocratici e se ti va bene, in questa Europa aperta all'immigrazione, vieni sottoposto per 6 mesi all'aspettativa per avere il diritto di stabilimento in Germania. E non è detto che tu parli il tedesco. Mi spiegate come si fa? Allora, cara Giorgia, tu che sei andata a Washington, mi fai un grande favore. Ci stacchi dall'Europa e ci fai diventare il 51esimo Stato degli Stati Uniti d'America? Ecco, questo Carlo ti volevo domandare, seguendo il filo del tuo ragionamento. Queste contraddizioni insostenibili, ormai palesi, chiare, e anche che rendono difficile la vita degli Stati,
secondo te sono destinate a esplodere con l'arrivo di Trump? Se può avere un effetto collaterale questo? Secondo me sì, poi ti racconteranno. Io non so quanto a Trump interessi delle sorti dell'Europa o dei paesi europei, però a Trump delle sorti dell'Europa non non frega frega niente. niente. Però come effetto collaterale, secondo te questa costruzione irrazionale è destinata a crollare o per paradosso si rafforza per reazione? No, allora il problema che hanno a Bruxelles, sai qual è? È che in Austria gli hanno vinto gli eredi dei nazisti, in Germania gli vinceranno gli eredi dei nazisti, in Spagna gli cacciano Sanchez, in Olanda comanda la destra, in Francia la Le Pen vince a mani basse. Il problema che c'hanno in Europa è che siccome sono stati costruiti sulla narrazione burocratico-statalista del Partito Socialista, al quale il PPE si è accodato perché all'antica seduzione cattocomunista del welfare, della socialdemocrazia buona, eccetera, eccetera, gli si sfalda sta roba perché le opinioni pubbliche sono contro questa roba. E gli europei sono più trampiani degli americani, gli europei, cittadini europei, e quindi loro sanno che quell'edificio è destinato a cadere, quindi troveranno comodo dire che è colpa di Trump se tutto questo si sgretola. In realtà è tutta e solo ed esclusivamente colpa loro. Chiaro? Certo. E questo è il tema. E quindi non andiamo da nessuna parte se continuiamo a ragionare come abbiamo ragionato fino adesso in Europa. Non andiamo da nessuna parte. Il tema oggi è avere il coraggio di smontare l'edificio burocratico europeo, fare la Confederazione degli Stati Europei, ritornare all'origine, cioè col libero scambio delle merci e delle persone e finirla lì. Ma secondo te questa qui è un proposito realistico? Cioè è realistico aspettarselo questo cammino dalle istituzioni europee? Ma saranno le cose che lo imporranno questo cammino. Cioè voglio dirti, sentire la von der Leyen che a fronte di questo che dice sapete che c'è, io mi ritiro dall'OMS perché mi avete rotto le scatole, non mi avete raccontato l'origine del vaccino, dell'origine del Covid e sappiamo tutti che è responsabilità della Cina, ciucciate un sacco di soldi per fare i comodi vostri, comanda Bill Gates con la Belinda and Bill Foundation, io non vi do più una lira, ok? Mi ritiro dall'OMS, mi ritiro dall'accordo di Parigi, perché penso che come avete impostato le politiche come si chiamano? Green sia una follia. A fronte di tutto questo, la von der Leyen risponde: noi andiamo avanti sulla nostra strada, cioè delle emissioni globali emesse da una popolazione di circa 430 milioni di persone a fronte di 8 miliardi di abitanti del pianeta, cioè lo 0,50% il 5% degli abitanti del pianeta, con un prodotto interno lordo che oggi rappresenta più o meno il 12% della produzione mondiale, dice noi andiamo avanti. Ma dove vai? Vai verso la povertà di questa gente. Perché se gli americani abbandonano il Green Deal e i cinesi hanno tutto l'interesse a non coltivarlo proprio, se i BRICS, che da soli messi insieme, se oggi qualcuno legge Panorama trova un mio pezzo che finalmente racconta la verità sui BRICS, se i BRICS messi insieme rappresentano il 40% della popolazione mondiale, il 37% della produzione mondiale, vanno per conto loro e decidono di fare un'area di libero scambio fra i BRICS, tu dove vai, von der Leyen? Dove vai? Beh, però qualcuno dovrebbe avere il coraggio di dirglielo, no? Un vecchio agente di cambio alla borsa di Milano vale sempre l'articolo quinto, chi ha i danè ha vinto. Sì, qualcuno dei soci però deve dirglielo alla von der Leyen che è la sintesi di tutta quanta la baracca, no? E non lo so, sai. E non lo so perché purtroppo
questa non è un'Europa dei popoli, cioè non è un'Europa dove l'idem sentire della gente incide sulle scelte. È come se tu vai all'anagrafe del tuo comune e dici io come stai facendo lo schedario non mi piace. E quello ti dice, ma in base al testo unico, alla legge, alla Costituzione, al regolamento, al regio decreto, eccetera, 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 eccetera. L'ho già detto un'altra volta. A me Sleepy Joe non mi stava simpatico. Però, quando si è trattato di uscire dal Covid, Sleepy Joe, con la capacità che hanno gli americani di reagire alle crisi, ha fatto una cosa molto semplice. Ha fatto l'Inflation Reduction Act. 740 miliardi di dollari destinati esclusivamente alle imprese americane o stati esteri che si fossero trasferiti in America. Infatti il 30% delle imprese europee sono andate a produrre in America. Il regolamento dell'Inflation Reduction Act è 5 pagine, 5. L'Europa ha risposto, come ha detto la De Romanis ieri sera. De Romanis, ogni volta che vedete la De Romanis dovete pensare che dietro c'è la Société Générale, quindi la quarta banca europea. Non vi pensate al libero pensiero. Non vi pensate all'università libera che studia, no. Quando ogni volta vedete la De Romanis dovete pensare che dietro c'è la Società Generale, ok? Società Generale. La De Romanis dice, l'Europa di fronte alle crisi ha dimostrato grande, per esempio al Covid ha reagito con New Generation EU. Ah, sì. Il totale del New Generation EU sono 220 miliardi. I regolamenti che lo normano sono 100. Le pagine assommano a 15.000. Non so se è chiaro. Da una parte abbiamo un agglomerato di circa 380 milioni di abitanti, diviso in 50 stati, che mette sul piatto 730 miliardi di dollari in 5 pagine. E destinati a uno scopo solo, no a fare i ponti, a pigliare i progetti che stavano nei cassetti dei ministeri e rivitalizzarli, no, destinati a fare una cosa sola: incoraggiare la produzione industriale, punto. Dall'altra hai 450 milioni di persone che nel totale mettono insieme 220-250 miliardi e scrivono 15.000 pagine di regolamento. Come fai a competere? Dov'hai? Poi la colpa è di quelli che ce l'hanno con l'Europa? La colpa è di quelli che vogliono l'Italexit? No, fateci capire. Ecco, questo è quanto. Ma ecco. Te la ricordi la litania sul MES? Sì. Che fine ha fatto? Era uno strumento imprescindibile, necessario, salvifico, fenomenale. Se non si pigliava il MES moriva tutti di fame. Che fine ha fatto? Cioè, ecco, è questo, capisci che non... Ma ritorno lì, ma c'è qualcuno secondo te tra i soci di questa congrega che si chiama Unione Europea che è disposto a fare ragionamenti di questo tipo, a mettere le carte sul tavolo pragmaticamente? Secondo me se aspetti le elezioni francesi qualcuno c'è. Altra questione, che segnale politico è stato, perlomeno come lo interpreti tu, il fatto che Giorgia Meloni sia stata l'unica leader europea presente all'inaugurazione del mandato di Trump? Allora, intanto Trump ha un problema, che è come governare le crisi in Mediterraneo senza impegnare direttamente la forza americana. Perché in questo frangente Trump, ma questo l'ha già fatto da alcuni anni, sta lavorando alacremente con gli Emirati, con l'Arabia Saudita e in particolare con l'Oman per costruire una nuova narrazione dell'America presso i paesi arabi. Ti faccio presente che Trump ha
personali investimenti in Oman di alcune decine di milioni di dollari e ha deciso di far diventare quel pezzo di Golfo Persico il nuovo paradiso per i tycoon che invecchiano, quindi costruirà case, resort, eccetera, eccetera, eccetera. Peraltro accolto benissimo dagli arabi, i quali hanno, come sai, questa straordinaria doppiezza di occuparsi non della propria morale, lasciando che gli altri si corrompano per poi trarne profitto. Quindi, avendo questa posizione nei confronti dei paesi arabi, ha bisogno il Mediterraneo di una sentinella. Per paradosso, l'Italia con Trump, ma anche con il nuovo assetto, si trova nella stessa posizione in cui si trovava quando c'era il muro di Berlino. Non ha spiriti revanscisti come la Francia, non è debole come la Grecia, non è poco affidabile come la Spagna, è un paese sostanzialmente stabile nelle mani di Giorgia Meloni e del centrodestra, è un paese atlantista da sempre, è un paese che però ha un buon dialogo con la sponda sud del Mediterraneo e non dispiace agli israeliani, quindi ha tutte le caratteristiche per essere l'avamposto di politiche americane in Mediterraneo senza che gli americani si sporchino le mani. Questa è la ragione per cui Giorgia Meloni diventa decisiva per Donald Trump. Beh, insomma, non è male per l'Italia. No, va benissimo. Il problema qual è? È che la sinistra vorrebbe che la Meloni spartisse col resto d'Europa sta roba. E la domanda che io faccio è: ma la Germania, quando faceva il surplus commerciale del 30%, lo spartiva con gli altri, spartiva con qualcuno. Scusate, tutto lì. Ecco, però questo è un motivo in più per cui si può presumere che sia prevedibile una resa dei conti sul tavolo europeo, no? È un altro fattore che induce a quello. Assolutamente sì, ma secondo me la signora von der Leyen, se vuoi la mia opinione, non ci arriva in fondo al mandato. Al suo mandato per una serie di motivi, perché ci sono allora io che giro abbastanza perdonami, aggiungo una cosa, poi ti lascio subito continuare il discorso perché mi è venuto in mente adesso. In tutto questo, diciamo, quelli che erano tradizionalmente i soci forti dell'Unione Europea, Germania e Francia, che fine faranno secondo te a medio termine? In Germania sono convinto che vincerà a mani basse la AfD, Alternative für Deutschland, e che però faranno una grossa coalizione per tenerli fuori. Per tenerli fuori. Il problema qual è? È come gli reagisce a quel punto l'ex Germania dell'Est. Beh, poi insomma l'anatra tedesca diventa più che zoppa a quel punto. Però, sì, no? diventa quasi ingovernabile. Con un modello economico che è arrivato alla fine e con la possibilità che la Germania, dunque tieni presente che la Germania ha una via d'uscita. È l'unico paese europeo che ha aderito all'euro che non ha abolito la moneta nazionale. Tant'è vero che nell'ex Germania dell'Est paghi tranquillamente Deutsche Mark. Paghi in marchi. E quindi potrebbe tranquillamente lei decidere di uscire dall'Europa per buttarsi in mano alla Cina, perché è l'unica sponda che gli è rimasta. L'altro aspetto è la Francia. Secondo me Macron reggerà fino al 2027, proverà a reggere fino al 2027, anche se ho visto che oggi, per esempio, già sulla riforma delle pensioni il governo è di nuovo in discussione, vedo che si stanno ammazzando sul bilancio perché la ministra dell'economia ha detto bisogna tassare fortemente le pensioni alte, e c'è ovviamente non tanto la Le Pen quanto i repubblicani che hanno detto allora stacchiamo la spina, e tu sai che quel governo basta che se ne vada via una formazione anche che ha il 10% perché crolli, e Macron non può andare avanti a nominare ogni 3 mesi un nuovo premier, anche perché devono arrivare al giugno e a giugno possono votare, quindi possono rifare le elezioni, e se rifanno le elezioni a giugno voglio vederlo il fronte repubblicano che stavolta si oppone a Front National, e quindi avrai due
i due maggiori paesi europei in fortissima instabilità politica. Questo fa reggere l'alleanza PPE-PSE a Strasburgo? La vedo molto complicata, E intanto, Carlo... Quindi secondo me, se la signora von der Leyen arriva a fine 2025, è grasso che cola. Per lei, ovviamente. Comunque, Sì. Carlo... Lei comunque cerca sempre bene, perché lei manda degli MSS che poi cancella. Certo, degli sì. SSM, sì. Non ha problemi. Intanto ti volevo chiedere un'altra cosa, poi vediamo di sentire anche le voci di chi ci ascolta, ma abbiamo un po' di... Il popolo è importante, ma diciamo così, che ci facciamo finta di crederci. Comunque, al di là delle battute, abbiamo anche un altro paio di argomenti interessanti da affrontare su chiave più interna, però volevo... Chiaramente c'è rimasto uno che tutta sta roba la difende, si chiama Mattarella. Certo, sì. Sempre più, diciamo, in Turris e Burnea. Sì. Comunque, al di là di questo, 50 ordini esecutivi firmati da Trump subito, 78 revocati, partito a razzo. In tutta questa congerie di cose mi pare di aver capito, se non sbaglio, ho sott'occhio una tabella sintetica, che 10 ordini esecutivi, tra quelli ritirati, se non sbaglio, sono afferenti alla questione green, crisi climatica, mobilità, energia pulita e bla bla bla. Subito dopo, per quantità, vengono quelli legati all'emergenza Covid, alle risposte che sono state date in termini restrittivi. Dopodiché abbiamo un nucleo di provvedimenti dedicati alla questione dell'equità razziale, nativi americani e altri gruppi etnici, e poi gli atti sull'immigrazione, asilo, rifugiati, eccetera. Ecco, queste qui sono le 4 priorità apparenti rispetto a quello che ha firmato Trump o che ha ritirato. Sì. Queste sono quelle ma che... tra tutti gli atti, adesso, queste qui per sommi capi, non so se... Però, tanto per dire... Che gli servono a far capire che ciò che ha promesso lo mantiene. Ecco, appunto, in tutto questo, a te cos'è che ti ha colpito di più? Non sono quelli veramente incidenti. Quelli veramente incidenti sono... Qual è la sostanza, secondo te, Carlo? La sostanza te la dico subito, sono i 500 miliardi che ha messo stamattina sopra lo Starlink. No, forse conviene ripeterla la cifra, perché è passata via così. 500 miliardi di dollari. 500 miliardi di dollari sul progetto Starlink per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. E te credo che faccio il saluto romano io. Aspetta, il che significa che il vantaggio competitivo che gli americani acquisiscono in termini tecnologici sul resto del mondo è enorme. La cosa che nessuno ha notato è che il ritiro dall'OMS è un calcio, posso dirlo? Sì. Calcio nei coglioni al signor Bill Gates, perché è evidente che la testuggine tecnologica di Trump si chiama Zuckerberg e Musk e che il signor come si chiama? Microsoft, il signor Microsoft è ritenuto antiquato, non più adatto allo sviluppo tecnologico americano. Certo, però fammi dire, Carlo, che vederli là tutti in fila all'inauguration un certo effetto lo fa, Zuckerberg, Trump, Altman, Elon Musk, e appunto dico un po' di paura un po' la mette, però no? Perché cos'è? No, io faccio il controcanto. Ti dico, ma cos'è che ti può fare indurre a pensare che tutto questo vada in una direzione di libertà piuttosto che di pericolo? Ma per un motivo molto semplice, questi sono nati, cresciuti e hanno prosperato nell'unico paese dove l'impresa è libera, cioè gli Stati Uniti d'America, punto. È arrivato uno che gli dice: liberate i vostri spiriti capitalistici e va bene così. Giusto, semplicemente. Ma la domanda è: se tu accetti l'idea che il mondo viene deglobalizzato, come era inevitabile, perché quell'idiota sesquipedale di Clinton, appoggiato da quell'altra cima meravigliosa, che era Romano Prodi, che nel 2000
e poi 2001 la Clinton terminale però, quando- devo dire, tra parentesi, Clinton secondo me ha raggiunto l'Olimpo perché lo vedo sempre con quell'espressione beata, quel sorriso beato straordinario. lui si gode la ha un- Levinsky che l'ha conosciuta che suonava con il studio ovale, ora è diventata una signora. ha un'espressione olimpica di serena beatitudine che non so se sconfini nell'incoscienza, ma è bellissimo da vedere. Sorride sempre. Sì, certo. Comunque, chiusa parentesi, racconto una Clinton è notazione. il Bezzanni degli americani. Comunque, stavi dicendo, Carlo, qualcosa di più sostanziale, diciamo. Ecco, questo è il punto. Allora, nel 2001 Clinton Senti, ma quell'altro Musk ci farà avere intelligenza- finalmente anche in Italia il nostro bel sistema di e quell'altra comunicazioni? intelligenza somma di Romano Prodi fanno entrare la Cina senza condizioni nel WTO, convinti di una cosa che nessuno gli poteva garantire, e cioè che i cinesi avrebbero continuato a fare la fabbrica del mondo rimanendo poveri e tranquilli. Li hai presi per scemi, diciamo così. Li hai presi per scemi, diciamo. Sì, c'è una civiltà che ha inventato praticamente tutto. C'hanno 4.000 anni di storia, ma li hai presi per scemi. Che ha inventato praticamente tutto, dalla matematica alla polvere a sparo, ok? Sei convinto che questi fossero... Senti, ma gli spaghetti li hanno inventati loro, gli spaghetti? No, col cazzo. Ecco. Loro fanno gli spaghetti, ma non li hanno inventati. Andiamo avanti. Ecco. Va bene, deglobalizzi il mondo. Quindi è chiaro che la competizione diventa feroce. Ma secondo te, questi che se ne stanno... C'è un'altra cosa che come si chiama? Fra gli atti che ha compiuto Trump stamani, ieri, stamani, che tu non hai citato, e che invece fa parte di quelle cose importanti. Ha tolto di mezzo la flat tax alle compagnie. Ha detto agli americani, ma le tasse, ma che cazzo è pagata a fare? Lasciate perdere, pensate a creare ricchezza. Non so se ti è chiaro. Insomma, non è poca roba. Appunto, e questi per quale motivo ci dovrebbero occupare di non dare libertà alla gente? Ma che gli frega? Anzi, uno come Bezos, più tu sei libero, più c'hai quattrini in tasca, più lui è felice perché compri, no? Uno come Musk, più sei fuori di testa, più te vuoi baloccare col robot, più è contento. Ma veramente oggi, cioè, come posso dirti, siamo un paese che non riesce a chiudere un'inchiesta su un signore che ha costruito dossier utilizzando le strutture dello Stato su circa 5 milioni di cittadini, complice perché dalle carte emerge il procuratore antimafia. Non siamo in grado di chiudere quell'inchiesta e ci preoccupiamo che Musk ci spia. Non so se ti è chiara l'enormità dell'ipocrisia che ci governa. Sì, in questi termini è molto chiara. Allora, ti giro un paio di messaggi che sono arrivati nel frattempo al 340 6709 659 e poi dopo le 10:30 apriamo anche le linee telefoniche allo 02 92 94 7222. Intanto non so se Andrea e Sveva in regia riescano a farci vedere il simpatico fotogramma che ci ha inviato un ascoltatore a proposito del saluto romano. Non so se Andrea riusciamo a metterlo in onda. Eccolo lì, sì, è troppo divertente. No? È il saluto romano. Il saluto romano è quello lì, Romano Prodi. Comunque, scrive invece un altro ascoltatore, Carlo Cambi, questa mattina sulla 7, Giacalone e Tito, Repubblica, recitavano l'esatto contrario per fare il compitino. Sono perfettamente d'accordo, scrive Ettore da Pescara, con la tua analisi, Carlo. Siamo cotti e serviti. E un altro ascoltatore aggiunge nemmeno... Giacalone, eravamo insieme nell'FCR, eppure è finito nelle parti scalere, Giacalone. E ancora qualcuno lo ascolta, Giacalone.
Nemmeno la lezione degli inglesi, scrive un altro ascoltatore, con l'uscita della moneta è stata capita ed è servita al popolo bue. Ora non so se il popolo bue sia, diciamo, tanto lontano dalle considerazioni che facevamo prima, perché ho l'impressione che se il popolo bue potesse esprimersi, non credo che abbraccerebbe sai, questa cosa del popolo bue a entusiasta. me, voglio dire, io sono mazziniano d'origine e a me questa cosa del popolo bue mica mi ha mai convinto, sai. Posso raccontare un piccolo episodio? Sì. Allora, quando io ero bambino, avevamo il fattore, come tutte le famiglie agrarie toscane, il quale fattore teneva appunto i libri di fattoria e i debiti e i crediti dei mezzadri. E quando si sente raccontare la prosopopea in che i fattori rubavano ai contadini perché li tenevano sempre a debito, convinti che i contadini non sapessero fargli conto. Guardate che a me più di una volta mi è capitato, mentre stavo nell'ufficio del fattore, di vedere qualche mezzato che manca poco lo appiccica al muro perché si rende conto che gli succa i conti. Quindi sto popolo bue, tutto sto bue, non è, soprattutto quando gli rompi le scatole su quelle 7-8 questioni che determinano la sopravvivenza, da bue diventa leone, occhio che... No, appunto dico, non c'è credo troppo conto sul popolo bue. Credo che il sentire delle persone comuni sia molto diverso da quello che Ma è più viene... probabile che ci sia l'impiegato comunale che si adatta al potere che governa, che è il popolo bue, perché l'artigiano che tutte le mattine tira su la Claire e si deve guadagnare da vivere con la sua fatica, così disposto a essere preso per i fondelli non è. Andiamo avanti, va. Andiamo avanti e ti volevo chiedere, prima della pausa delle 10:30 e prima di aprire anche le linee, il tuo punto di vista su un'altra questione, dicevo più domestica stavolta, la Corte Costituzionale che si è pronunciata sulla ormai quasi infinita questione dell'autonomia regionale della legge Calderoli. In pratica ha rimandato la palla al Parlamento dicendo che bisogna riscrivere la legge, no? Io non so chi canti vittoria in questo momento, ma mi pare che si ricomincia un po' tutto da capo. Sì. E quindi si prevedono, io penso, tempi abbastanza lunghi, onestamente. Poi bisogna ridefinire tutti i LEP, ha detto il Presidente della Corte, cioè, in soldoni, garantire su tutto il territorio nazionale uniformità di prestazioni su tutti i servizi essenziali. Quindi dobbiamo prima, diciamo, fare l'Italia. Non è e poi, sbagliata come idea. No, può anche essere giusta, però mi viene da dire, se non ci siamo riusciti in 170 anni a fare l'Italia, non credo che ce la facciamo in poco tempo, no? Credo, a garantire su tutto il territorio nazionale le medesime condizioni. Sì, su questo sono d'accordo con te, se lo prendi per linea burocratica. Se invece lo fai come farebbe qualsiasi manager d'azienda che deve governare una azienda nazionale che però si deve adattare ai mercati, diciamo, territoriali, per capirci, non è così complicato. Perché per esempio intanto i costi standard sono il primo elemento di definizione dei LEP in sanità. Per esempio l'introduzione dell'insegnamento del dialetto, cosa che credo Valditara stia seriamente pensando, è una norma che si scrive in una riga e che ovviamente poi tiene conto del fatto che ci sono 20 espressioni linguistiche in Italia sono infinitamente di più, ma diciamo 20 identità linguistiche. Il fatto che, te posso dire, ci sia una uniformità sulla tassazione aggiuntiva non crea un grande problema. Quindi i LEP si possono fare anche molto velocemente. L'importante qual è? È che la macchina burocratica, anzi tecnica, che è indirizzata ad individuarli, lavori nella prospettiva di farli, non nella prospettiva di disfarli. Questo è il punto primo. Quindi torniamo a un ragionamento di tipo politico. Punto secondo, quello che nessuno ha messo in rilievo è che solitamente il povero Calderoli viene messo sulla graticola perché ha scritto la legge con i piedi. Beh, la Corte Costituzionale ha detto che quelli che hanno scritto il referendum hanno scritto peggio la legge.
No, poi devo dire onestamente che essendomela letta, credo che Calderoli abbia cercato già all'inizio di tenere insieme tutto quanto nella Terza maniera più cosa, complessa. Calderoli, casomai, se ha peccato per eccesso di prudenza, non per Appunto, eccesso di aggressione. Quarta cosa, questo non l'ha detto nessuno, perché ovviamente se lo rilevano gli casca il castello della propaganda. La Corte dice che il titolo quinto della Costituzione, così com'è, è un disastro. E questo lo sapevamo da 23 anni, diciamo. Sì, allora però ci dobbiamo mettere d'accordo. Se il titolo quinto è un disastro, le strade sono due. O si accentua l'autonomia e quindi si va verso Calderoli, oppure si chiude l'autonomia e si ritorna allo Stato centrale. Non è detto che sia sbagliato anche la seconda ipotesi, ma sono due cose che insieme non stanno. Chiaro? Allora, prima di... Quindi bisogna che qualcuno si prenda la briga di dipanare prima di tutto questo dilemma. Ecco, Stato poi centrale o sì, Stato certo, federale? che potrebbe Se essere Stato che... federale, fino a che punto federale? E insisto, c'è un modello, sono le regioni a statuto speciale. Certo. Basta revocare lo statuto speciale e applicarlo a tutte e 20 le regioni. Punto. Carlo, sarebbe un discorso interessante da fare, ma dubito che la classe politica attuale e l'opposizione in primis abbia voglia di fare un discorso sensato di questo tipo, no? Perché siamo conciati veramente male da quel punto di vista. Schlein ha beccato una serie di figure di cacca, quella sul latino poi è meravigliosa. Allora, dobbiamo fare la piccola pausa, poi ti chiedo... Facciamo sta pausa, Ci sentiamo... non mi fai la pausa. Adesso la facciamo. In prossimità degli attraversamenti pedonali, rallenta e fermati. Quando dai la precedenza ai pedoni, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Allora, rieccoci, era proprio piccola. Ma scusa, ma stamattina l'olio lo facciamo? No, stamattina c'è scappato l'olio, poi chiederò in regia come mai il nostro amico Acerbis non ce l'abbiamo. Acerbis, Acerbis! Dobbiamo andare a trovarlo però, Acerbis, Carlo. sta per arrivare la stagione... Alle 11:30, Acerbis, per l'ovetto fresco, Acerbis, ci devi fare lo spot sull'ovetto fresco. Arriva alle 11:30, Carlo, dopo di noi. Quindi non ci vuole più. Non ci vuole più neanche Acerbis. Sulle ova, perché ora cominciano dolci di carnevale, poi c'è la Pasqua, per cui le ova, dammi retta. Allora, Carlo, invece tornando, e poi intanto apriamo le linee da adesso in avanti, chi vuole intervenire lo può fare allo 02 92 94 72 22, mandando anche messaggi se volete al 340 via WhatsApp 340 6709 659. Tra l'altro c'è un ascoltatore che ci scrive, te lo giro subito e poi andiamo all'altro argomento. Ringrazi il dottor Cambi per la verità di cui ci fa dono ogni mercoledì, scrive Dario, e che ti attribuisce questo compito addirittura di bocca della verità, niente meno. Fabio Daudi, tanto la scrivo, ma insomma. Sulla verità scrive. Comunque, io non voglio morire cinese, Fabio da Udine, fuori subito dall'Unione Europea. Ecco, a margine di questo, invece, tornando alla questione autonomie e regioni, che idea ti sei fatto complessivamente di questa storia del terzo mandato per gli amministratori regionali, presidenti di regione? Non sospetti, e lo ripeto, trovo una stupidaggine non consentire agli elettori, se si fidano di una persona, di continuare a votare, punto. Molto semplice. Cioè, la Costituzione dice che se sei nato in questo paese, una volta acquisiti i requisiti anagrafici e purché non ci sia un impedimento penale, tu sei titolare di elettorato attivo e passivo. E non c'è nessun altro tipo di vincolo. Ma non si capisce perché
E ora faccio un ragionamento un po' cattivo. Non si capisce perché. In mancanza di una legge, tu accetti che il Presidente della Repubblica stia lì per 14 anni e volendo anche per 21, quindi di fatto dando origine all'unica monarchia repubblicana esistente al mondo, e dici che è possibile perché la Costituzione non prevede la non rieleggibilità, ma nulla dice. Se questo è vero per il Presidente della Repubblica, perché non deve essere maggiormente vero con persone che hanno un contatto diretto con la popolazione che amministrano? E questo, guarda, vale per Zaia, per De Luca, per Cainarca, per chiunque. Ecco, a proposito di questo... Che sia un vulnus costituzionale pesante impedire a un elettore di votare chi cappero gli pare e per tutto il tempo che lo ritiene degno della propria fiducia. Ma questa è democrazia, secondo me, no? Semplicemente. E però a proposito Ma non di questo... capisco perché la Lega non ponga questo tema del rispetto del dettato costituzionale. Questo non lo capisco. Non so, c'è ancora tempo, adesso vediamo un po', vedremo. Intanto, Carlo, ci sono 2 ascoltatori in linea allo 02 92 94 72 22. Certo, sì, non sì. è che è una posizione per. E poi abbiamo è una 3 messaggi. Pro, che è un'altra certo. cosa. E poi abbiamo 3 messaggi e li leggo dopo le chiamate. Sentiamo intanto chi è in linea. Pronto? 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 Buongiorno. Ah, sì, mi sentite? Sì, la sentiamo, buongiorno. Oh, sono il famigerato Mario D'Arieti. Allora, Mario, ci devi portare un pecorino. No, ieri cambi alla facciaccia di chi mi vuole far male. Sono andato a casa di un amico, una stupenda carbonara accompagnata dal fido Montepulciano d'Abruzzo. Quindi no, vabbè, scusa. Vabbè, dai Mario, un abbraccio. No, ma io quello che volevo dire è una cosa. A parte che la ricetta vera tua sarebbe la gricia, no la carbonara, ma comunque andiamo avanti. No, l'altro giorno a Matriciana, siamo in Reatino. No, ma quello che io volevo dire, come sai, è l'evoluzione post-colombiana della gricia. Comunque andiamo avanti. Cioè, vabbè, siamo stati più 3 anni e nel frattempo ci viene fame. Andiamo avanti, Mario. Sì, no, vabbè, ci leveranno pure il vino adesso, le nuove norme europee. Vabbè, comunque. Ma gli spaghetti erano fatti con la farina di grilli, con la farina di larve, sì. No, la farina di larve gliela diamo a Cainarca. Ottimo. Vabbè, andiamo avanti, va. No, ma io quello che mi sono davvero rotto i cabasisi, come dicono in Sicilia, è del politicamente corretto la sera. Questo in generale, no? Nelle trasmissioni TV, sia Rai, ma questo si può dire, quest'altro non si può dire. Io anelo, sogno una trasmissione in prima serata, va bene? Dove si può dire negro, frocio, il presentatore in canottiera che si vedono i peli sotto l'ascella con gli effluvi, proprio si devono sentire in odorama. Il presentatore in canottiera è bello, Mario. Il presentatore in canottiera mi piace tanto. Sì, bello ignorante, capito? Che le telefonate che ci stanno da casa, che chiamano praticamente, non so, come una nota trasmissione della sera, non posso fare pubblicità, fascisti, nazisti, comunisti, complottisti, maniaci sessuali, capito? Che sogno, non so, non del detto che chi si collega, sentiamo la nostra Borgia dal ristorante, no, io mi voglio collegare, non so, con Luana la puttana dalla bettola del Gigi Ertroione, però voglio una cosa volgare. Ma qualcosa del genere c'è già, mi sembra, in giro. No, però scusami, posso fare un inciso. Mario dice una cosa divertentissima, però i sinistri che adorano Benigni si dimenticano che gli esordi di Benigni fu Televacca. Sì. Dove si bestemmiava, si parlava male appunto degli omosessuali, eccetera. E Onda Libera, come si chiamava la prima trasmissione mia qua in radio. Che c'è
Vabbè, insomma, Vabbè. comunque ora c'è Trump che le cose da questo punto di vista le ha messe a posto. Allora, grazie Mario, c'è l'altra telefonata, la seconda. Pronto? Pronto Cardinal Cainarca, buongiorno. Buongiorno a lei. Ciao, sono Francesco di Arona, saluto anche Cambi. Urbi e Torbi. Ciao Francesco. Ciao, mi fai veramente ultimamente Menegatti, Giulio, mi fai veramente star bene sentirti, perché mi piace sentirti ridere. E l'altro giorno mi hai fatto scompisciare dal ridere con Max del Papa quando c'era Mister Chiavata, lì alla tavolata, l'olio era una storia incredibile. Con l'olio ma vera. Sei stato veramente veramente forte, e mi piace le tue trasmissioni che fai, questo nuovo palinsesto. Niente, io volevo solamente dire una cosa, che allora a questo punto speriamo in bene che nel resto dell'Europa alle prossime elezioni, vedi Francia e Germania, si vada nel posto giusto, nella direzione giusta, così almeno c'è Francia, Germania e Italia, che sono le 3 nazioni europee col maggior PIL, col maggior industrializzazione, specialmente l'Italia, che oltre a quello ha anche l'agroalimentare, e li battiamo tutti e due tranquillamente, così almeno finalmente anche alla comunità europea ci si dà una bella sveglia e si inizia a fare le leggi e pensare alle cose giuste, non alle farine di grilli. Mentre Trump faceva delle leggi l'altra sera che ha firmato subito, qua siamo qua con le farine di grilli a provare queste idiozie qua. Con questo io vi saluto, vi mando un abbraccio, e magari ci fosse ancora la buonanima di Funari per quelle trasmissioni lì che dicevate prima, sarebbe stato l'ideale, di la canottiera più rustiche. Ciao Giulio, Allegher, ti saluti, ciao. ciao. Allora Carlo, ti giro i messaggi via WhatsApp. Facile parlare di Stati Uniti senza contraddittorio. Voglio un confronto col celebre giornalista esperto di Stati Uniti, Americo Italiano, che è una nostra macchietta che abbiamo usato qua, insieme all'amico Max del Papa. Era un personaggio burlesco che però è piaciuto molto al pubblico. Il giornalista Americo Italiano che dice la sua. Egregio signor Carlo, Mattia. Che sarebbe poi Gianni Riotta, insomma. Rampini, insomma, questi qua. Rampini... insomma, quelli che contano. Sì, vabbè, dai. Comunque, Mattia da Padova. Egregio signor Carlo, le chiedevo il suo parere sul PNRR. Riusciremo a utilizzare i soldi in questi ultimi mesi? Il mio è sarcasmo, dopo aver visto Agrigento per l'arrivo di Sergio asfaltando i tombini. Grazie e complimenti. Ti lascio subito il commento, Carlo, poi ti passo gli altri messaggi. Sì. Sai, torniamo ai LEP. C'è chi PNRR lo sta usando bene e forse non gli bastano i soldi, e c'è che PNRR lo sta usando male e butta via i soldi. Il tema rimane questo: noi abbiamo una povertà, cioè abbiamo una sovrabbondanza di burocrazia, ma una povertà di competenza dentro questa burocrazia, il che rende molto difficile la spesa pubblica, molto difficile l'efficientamento della spesa pubblica. Guarda che la storia del PNRR non è molto diversa dalla storia dei fondi di coesione. Noi siamo stati per anni, soprattutto quando nelle regioni amministra la sinistra, il paese che ha restituito all'Europa più soldi non utilizzati. Mentre se tu vai oggi nei paesi dell'ex Unione Sovietica, penso alla Polonia, penso all'Ungheria, penso alla Bulgaria, penso alla Romania, ti accorgi che tutte le infrastrutture di quei paesi, alcune sono di una bellezza straordinaria. Per esempio, se prendi la metropolitana di Budapest e pensi alla metropolitana di Roma, ti vergogni di essere italiano. Quella roba lì è stata fatta tutta con i fondi di coesione europei, che loro hanno munto fino all'impossibile e speso in una maniera rapidissima ed efficiente. Quindi la mia risposta è: ci saranno territori e settori della pubblica amministrazione che spenderanno benissimo il PNRR e gli mancheranno i soldi, e vedrai che ci saranno molti settori della pubblica amministrazione che quei soldi non riusciranno a spenderli e in più li spenderanno male. Allora, 2 telefonate e poi altri messaggi che leggo più tardi. Tanto sentiamo chi è in linea. Pronto? Sì, buongiorno, Luca da Corico. Buongiorno. 2 riflessioni. La prima è che il centro e i moderati è un'entità politica che va bene quando c'è abbondanza di soldi, quando c'è un benessere diffuso, e allora puoi fare le baby pensioni, puoi accontentare tutti. In momenti di crisi come abbiamo negli ultimi anni ci vuole invece una scelta radicale come quella o a destra o a sinistra, come quella che ha fatto Trump, insomma.
La seconda cosa, secondo me Elon Musk terrorizza la sinistra, perché se lui sarà effettivamente messo a efficientare la macchina statale degli Stati Uniti, riducendo le inefficienze, questo vorrebbe dire che se la stessa formula sarà applicata in Italia, la sinistra vedrà la sua base elettorale, che è fatta da gente attaccata alla mammella dello Stato, cioè principalmente persone della pubblica amministrazione, che sono lavoratori speciali, perché se hanno voglia di lavorare, lavorano, e tantissimi lavorano bene. Se hanno voglia di fare un cazzo, non fanno un cazzo e sono inamovibili. Se ci fosse una ricetta Musk sulla pubblica amministrazione, e qui sposo la tesi di Cambi, noi abbiamo bisogno di far lavorare i burocrati, far diventare efficiente a un servizio ai cittadini la pubblica amministrazione, mentre invece oggi è un ostacolo ai cittadini e alle imprese. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie, c'è l'altra telefonata, la sentiamo subito. Pronto? Sono Gianni da Genova, ciao Giulio, un abbraccio anche a Carlo. Buongiorno Gianni. In ritardo Carlo, ecco. Volevo dire che faremo ben poca strada se non si riuscirà a fare delle cose serie riguardo alle piccolissime imprese, gli artigiani, gli agricoltori, che sono il 92% del prodotto interno lordo italiano. E al parterre di Trump non ho visto né artigiani, cioè non ho visto appena, ma non c'erano certamente artigiani e piccolissime imprese. Cioè non so, tutta questa euforia per Trump non mi convince proprio per niente, perché loro faranno sempre i loro interessi, come hanno fatto quando ci hanno fatto dare le armi all'Ucraina, che erano delle cose che si dovevano sistemare la Russia e l'Ucraina, e invece lì sono intervenuti in maniera a gamba tesa per distruggere l'economia europea. Io mi auguro che alle elezioni europee in Germania vinca Alternativa for Deutschland, ma anche è interessante vedere cosa farà il partito di Sarah Wagner, perché ce ne sarà di necessità qua in Italia, perché a sinistra qua non ce n'è. C'è dei sinistri che hanno distrutto il paese, e poi c'è Fratelli d'Italia e Forza Italia che è meglio lasciar perdere, e la Lega purtroppo ci sta andando dietro. Allora, grazie anche a te un abbraccio. Gianni. Carlo, di subito la tua su. Allora Gianni, parto da te perché forse non sei perfettamente informato. I provvedimenti che Trump sta prendendo sono tutti a vantaggio della piccola e media impresa americana, e quando parla di dazi, i dazi non riguardano né Zuckerberg né Musk, né tantomeno Amazon, che se ne frega ampiamente. I dazi sono pensati per frenare l'invasione di prodotti, per esempio di bassa tecnologia, di consumo, di utilità, che arrivano dagli Stati Uniti. Tieni presente che se tu oggi vai in un supermercato americano, l'80% del listino di quel supermercato è fatto da roba che arriva dalla Cina o comunque dai paesi satelliti della Cina. E ovviamente chi produce gli scolapasta in America, ci sono quelli che fanno gli scolapasta in America, non sono contenti di tutto questo, quindi non è vero. La manifattura, Anzi, insomma. La manifattura, anzi Musk ha una base elettorale molto forte nella piccola media borghesia, che in America è largamente rappresentata da piccola e media impresa. Quindi non è vero. Il problema casomai è portare in Europa la liberalizzazione del mercato e dell'efficienza industriale proprio per favorire la piccola e media impresa. Ti faccio un caso. Nella scorsa presidenza di Trump lui mise i dazi sul camembert ma non sul parmigiano reggiano, mise i dazi sul cognac ma non sulla grappa. Cioè non è scemo Trump, sa perfettamente che esiste una base di italo-americani, come sa perfettamente che c'è una base di latinos che lui deve, fra virgolette, salvaguardare. Proprio perché è un populista, ha una estrema attenzione a dosare i provvedimenti sulla base popolare del suo consenso, cosa che, siccome in Europa se ti dici populista vieni immediatamente squalificato perché sei un reietto della società, i nostri governanti non riescono a fare, smarrendo appena arrivano al potere qual è il riferimento della base popolare che l'ha eletti.
posso dirlo anche se siamo sulla Radio Libertà, da questo punto di vista la Lega un piccolo esame di coscienza se lo dovrebbe fare per sapere se ha continuato a parlare ai ceti produttivi e alla piccola e media impresa e al piccolo agricoltore e al professionista. Quando io vedo alcuni provvedimenti della legge finanziaria tutti spalmati verso la destra sociale e non ci vedo quasi nulla di sostegno al ceto medio produttivo, lì mi domando se non abbiamo fatto degli errori e ci siamo dimenticati qual è la base elettorale. Invece vengo alle pensioni, eccetera, eccetera. Beh, stamattina sentivo in Rai una trasmissione in cui c'era qualcuno che diceva la povertà in Italia, la povertà in Italia. La povertà d'Italia. Nel 2005 avevamo meno di 2 milioni di poveri. Nel 2024 ne abbiamo 6 milioni. Ci sarà qualcosa che non ha funzionato. E voi sapete cos'è che non ha funzionato? Quello che non ha funzionato è non aver capito che avevamo un modello economico fondato esclusivamente su una cosa, la competitività esterna. Abbiamo ingabbiato con l'euro e questo è il risultato. Quanto alle baby pensioni, guardate che furono volute anche dalla sinistra, anche e soprattutto dalla sinistra. Noi abbiamo vissuto fra la fine degli anni 60, quando la lira aveva vinto l'Oscar della moneta, e fino a Bettino Craxi che rompe questa cosa col famoso referendum sulla scala mobile, anni di centrosinistra e di consociativismo spaventosamente gravosi per il bilancio dello Stato, dove il PC e la DC hanno fatto a rincorrersi sulla scia delle elemosine per conquistare il voto popolare. Io mi ricordo che il povero Ugo La Malfa continuamente tuonava contro questa idea che chi stava alla fortezza era protetto e chi stava alla fortezza erano gli elettori di PC e DC, e chi stava fuori dalla fortezza, cioè gli artigiani, i contadini, i contadini fino a un certo punto, gli artigiani, i professionisti, gli inventori, gli educatori, chi stava non veniva protetto. Questa storia, che è cominciata alla fine degli anni 60, oggi è arrivata in fondo e dimostra tutti i suoi effetti negativi sul bilancio dello Stato e sulla condizione sociale degli italiani. Dunque, bisognerebbe avere la forza e il coraggio di smontare tutta quella roba lì e montare un meccanismo di sostegno sociale completamente diverso. Ti giro i messaggi perché sono numerosi e ci mancano pochi minuti, Carlo. Allora, Luciana da Muggiò ci propone questa fantasmagorica visione. Fatemi sognare l'assurdo, ma la Meloni non potrebbe andare da Trump a chiedergli i soldi per permetterci di uscire dall'Unione Europea. Scrive Luciana. Antonio, cosa pensa il signor Cambi della volontà di Trump di abolire lo ius soli, argomento caro alla sinistra italiana? Mi pare un gesto sacrosanto. Tra l'altro lui lo abolisce non per tutti, ma per i nati da clandestini, che è cosa diversa. Luca da Brescia, un saluto al grande Carlo. A parte Acerbi, sa venire a galla non è solo l'olio buono, ma anche la vera storia delle nazioni italiche. Non trovate che il peccato originale italico si sia trasferito in Europa? Come si è imposto lo Stato italico senza popolo italico, così si è imposta in Europa senza unione dei popoli europei. Che ne pensate? No, lasciami dire che in realtà il vizio è quello dei cristiani sociali, cioè quello che ha determinato questa intelaiatura dell'Europa e che ha determinato anche la sciagura dell'Italia è il cattocomunismo, cioè l'incontro del pietismo cattolico con l'idea della lotta di classe comunista. Altro messaggio, va lì. Se esiste un paese Infatti che non merita... a caso un paese che ha avuto da sempre confidenza col liberalismo come la Gran Bretagna, dopo una decina d'anni ha deciso che non era aria per lei. Andiamo avanti. Allora, se esiste un paese, scrive Valli, che merita il federalismo è proprio l'Italia, con le sue diversità. Tutta la mia vicinanza e solidarietà a Calderoli. L'ha scritto Cartale qualche secolo fa. Poi il conte Masoc, si firma così, ci scrive: può ripetermi il dottor Cambi in quanti pagano l'IRPEF in Italia? L'IRPEF in Italia lo pagano in tanti. Se mi dice
quanti sono quelli che pagando l'IRPEF si mantengono i servizi che ricevono, glielo dico subito, è il 14,9%. Come il nostro amico Brambilla va ripetendo da anni, tra l'altro, documentando da anni. Comunque, un altro messaggio. Credo che anche la Lega sia d'accordo che bisogna togliere la possibilità che De Luca si riprenda la campagna. Riuscire a portare cambiamenti importanti in campagna sarà un traguardo per tutto il centrodestra. Se ciò accadesse potrebbe conquistare la fiducia di molti elettori campani. Però noi parlavamo prima di un'altra questione. Se uno lo votano, perché deve... Non si Questa, poi delle riprendersi cose la non campagna mi stanno sembra insieme. una cosa un po', come Non dire, stanno insieme. Si può romanzesca. tranquillamente far candidare De Luca se la gente ritiene che De Luca Appunto. abbia consenso, e poi battere il consenso di De Luca, ma le due cose non stanno insieme. Non è simultaneamente, no, non è così. Cioè, De Luca secondo me ha diritto di candidarsi, ma ha diritto di candidarsi tutte le volte che vuole, e gli elettori hanno diritto di votarlo tutte le volte che vogliono. Se poi non gli piace più, non lo votano, De Luca ha finito, punto e basta. Non lo so, Infatti. non è una questione. Allora, un altro messaggio. Buongiorno a tutti. La differenza tra Europa di sinistra e americani è che Trump firma 200 provvedimenti un minuto dopo l'insediamento, mentre la sinistra sta ancora parlando del saluto di Musk. Con questa gente non si va da nessuna parte. Qui torniamo all'inizio. Poi Dario, a quanto ammonta allora il contributo sul PIL di banche, assicurazioni, finanziarie, multinazionali, se il 90% è creato da piccoli imprenditori, artigiani e agricoltori? Domanda Dario. Beh, intanto non è così, cioè il dato che dà Gianni da Genova non è esatto. E poi che c'entra? Cioè, non capisco la finalità della domanda. Comunque il comparto finanziario sul PIL italiano pesa intorno all'8,5-9%. No, probabilmente il nostro ascoltatore dice non è così, non è che il 92% del PIL No, venga infatti, no, dalle piccole imprese. Non è quella giusta. Questo è ora un po' forse il senso della domanda. Senti Carlo, siamo avviati alla conclusione. Io vorrei riprendere il filo di quanto dicevamo all'inizio. Intanto Trump, leggo dall'ANSA in questo momento, Trump avverte l'Unione Europea sarà soggetta ai dazi. La signora Lagarde da Davos risponde l'Europa si prepari. Cosa vuol dire l'Europa si prepari secondo te? La signora Lagarde avrà un problema non da poco, perché Trump ha capito una cosa fondamentale, che il superdollaro gli fa male, e quindi farà una moral suasion, come dicono quelli che parlano bene, verso la Federal Reserve perché abbassi i tassi, e la signora Lagarde ci dovrà far capire se lei veramente sa di cosa si tratta quando si parla di politica monetaria o non lo sa. Ho letto distrattamente che ci prepara una raffica di 0,25 diluita nel tempo. Signora Lagarde, vuole un consiglio? Tagli dell'1% subito, altrimenti affondiamo. Trump dice anche parleremo con Putin a breve. Ma lo farà, e ti dirò di più. Secondo me con Putin farà una alleanza sul mercato energetico mondiale, visto che oggi gli Stati Uniti d'America sono eccedentari nella produzione di energia. Allora Carlo, ci salutiamo qua, siamo arrivati alla conclusione. Mi piace il ragionamento che hai fatto, mi interessa, mi stimola il ragionamento che hai fatto sull'apertura di, come dire, di finestre di libertà che comporta l'arrivo di Trump, no? Questa lettura in positivo, perché francamente di letture apocalittiche non servono a nessuno, non credo, non sono utili. Scusa, ti faccio una domanda. E poi finiamo la trasmissione. Visto che ci hanno anche ammazzato prima, possiamo forse sforare un paio di minuti. Ma che interesse avevano gli americani nel 1940 a varcare l'oceano e portare la loro meglio gioventù a farsi ammazzare sulle sponde della Normandia e poi di Anzio? Che interesse avevano? Che gliene fregava a loro? C'era l'Atlantico di mezzo, Hitler facesse quello che gli pareva. Lo sapete perché lo hanno fatto? Perché quando quelli della Mayflower partirono perché ce l'avevano con il re d'Inghilterra, e quando sono partiti dall'Olanda partirono perché ce l'avevano con le gabelle dei luterani e dei calvinisti. E quindi lo spirito americano
il demone americano è la libertà ad ogni costo. E quando hanno fatto delle guerre, e le hanno anche sbagliate, qualche volta hanno anche avuto la presunzione di esportare democrazia, cosa che non si può fare, ogni americano però ha dentro di sé soltanto 3 valori. 3 valori. La bandiera americana, il dollaro e la libertà. E vi voglio far osservare un'altra cosa. Mentre noi europei non siamo stati in grado di scrivere una Costituzione perché le comuni radici giudaico-cristiane sembravano un'offesa, il Presidente degli Stati Uniti d'America, ancorché non stabilito dalla Costituzione, ma diventato prassi col primo giuramento di George Washington, giura sulla Bibbia. Perché? E se voi prendete il dollaro, vedrete che sulla moneta da $1 c'è la piramide e l'occhio universale. Perché gli americani sanno una cosa, che senza ricordarsi che esiste una dimensione dello spirito ed esiste una dimensione dell'ultraterreno, ogni azione in questa terra perde di valore, è vacua, perché siccome si muore tutti, se voi non lo fate immaginando la possibilità di un riscatto ulteriore, è inutile che lo facciate. E siccome è un popolo che è abituato a lavorare duro e a fare della competitività la prima regola, hanno bisogno di una guida che in qualche modo gli renda sopportabile la fatica di esistere. Siccome questi sono gli americani, pensare che non abbiano a cuore la libertà è una bestemmia. Carlo, grazie davvero e un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Un abbraccio, Carlo. Un abbraccio. Grazie. Avete ascoltato Gli Scorretti, un antidoto al luogocomunismo.